Nella terra di Luigi Pirandello la legge spesso non si applica ma si interpreta e a volte si cambia perfino in corso di applicazione. Ed è così che Fabrizio Di Paola, malgrado il 52% conquistato sui voti validi, che ieri ha fatto ritenere che fosse stato eletto al primo turno, stamattina ha scoperto di non essere ancora il nuovo sindaco di Sciacca. Sì, perché l'ufficio elettorale regionale nella casella Sciacca ha scritto ballottaggio. Una nuova legge elettorale, quella approvata lo scorso anno dall'Ars, che sta confondendo le idee a tutti, ma che le stia confondendo anche a Palermo è piuttosto bizzarro. Malgrado infatti la norma parli espressamente di voto separato, gli enti locali hanno accorpato il numero dei voti ai candidati a sindaco con quello dei voti ai candidati al Consiglio Comunale, determinando dunque un quorum unico e non due. È questo calcolo che ha fatto precipitare dal 52% al 45,5% il consenso a Fabrizio Di Paola. Ecco dunque che domenica 20 e lunedì 21 maggio i saccensi dovrebbero tornare alle urne. Dovrebbero, perché è evidente che Fabrizio Di Paola si opporrà alla circolare esplicativa che peraltro non esplica più di tanto una legge regionale di per sé tutt'altro che chiara. La conferma giunge oggi anche da Ignazio Cucchiara, ex sindaco di Sciacca e avvocato amministrativista. Non c'è dubbio dal mio punto di vista, dice Cucchiara, che nel conteggio dei voti validi vadano considerati solo ed esclusivamente quelli che espressamente danno una preferenza ai candidati a sindaco e l'ufficio elettorale circoscrizionale non dovrebbe che pronunciarsi in tal senso, chiudendo così il caso. Sarà pure così, ma il candidato avversario di Di Paola, Gioacchino Marsala, è comunque già tornato in pista e si prepara per quello che al momento ufficialmente la Regione ha stabilito, ossia il turno di ballottaggio, in attesa di un corso degli eventi che vedrà Di Paola, e per lui non è la prima volta, tornare a combattere con scartoffie e funzionari.